Il bambino a 10 anni non diventa cittadino italiano perché la legge dice che lo potrà chiedere la cittadinanza al 18° anno. Quindi fondamentalmente riconosciamo un diritto che hanno già gli adulti, a 8 anni, a 10. Io dico 8 perché lo fa la Germania. Se lo facciamo a 10 abbiamo semplicemente trattato un minorenne come un adulto. Non mi sembra un'eresia quello che stiamo dicendo. Il governatore del Veneto Luca Zaia, dagli studi di X-News, apre all'attribuzione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri raggiunta l'età di 8 anni, come avviene in Germania, e si scatenano le reazioni nel mondo politico e tra i cittadini. Dal centro-sinistra non c'è sorpresa per questa apertura, ma si chiede che non sia solo uno slogan senza contenuti. Zaia dimostra di essere in controtendenza rispetto al clima, ai gruppi dirigenti, anche consigliari direi, del suo partito. È un tema, l'apertura è un tema sicuramente interessante che viene incontro un po' alla prospettiva, alle indicazioni che abbiamo dato in questi anni come Partito Democratico. Per la Presidente della provincia di Venezia la questione va inserita nel quadro più ampio dell'accoglienza. Una risposta che dobbiamo cercare di dare a questa fascia di popolazione, solo che non va visto da solo, ma va visto all'interno di tutta un'altra serie di risposte che devono essere date sul problema immigrazione. Tra i cittadini c'è chi si ispira agli Stati Uniti, dove lo ius soli è automatico, e chi chiede di coinvolgere l'Unione Europea. Con la cittadinanza italiana automaticamente si conferisce la cittadinanza europea e dunque penso si debba in qualche modo debba essere aperta sicuramente una discussione, ed è giusto, e anche un confronto anche in sede europea. E poi c'è chi invita gli stranieri ad essere orgogliosi della cittadinanza di origine. Ogni cittadino, di qualunque cittadinanza che sia, deve essere orgoglioso del suo paese e deve tenersi la sua cittadinanza del suo paese d'origine, dei suoi nonni, del suo padre, come facciamo noi italiani. Il centrodestra infine non mostra particolare interesse per la vicenda, le priorità sono altre. Credo che molte altre cose abbiano in questo momento in agenda una priorità. Diverso è l'assistenza, l'accoglienza, il problema che esiste, quindi in questo momento non mi appassiona 8, 7, 5, 10 anni, è tema importante, dobbiamo trovare meccanismi nuovi, moderni di accoglienza. Intanto Zaia va oltre e torna ad affrontare il tema delle cosiddette classi ponte, classi di compensazione per gli studenti stranieri. La Giunta ha approvato una delibera finanziata al 75% dall'Europa sulla migliore formazione linguistica degli studenti immigrati.